Ragazzi, siamo a 11 km, questa tappa chiaramente non l'ho stata molto perché è una tappa di pianura, però ragazzi in realtà abbiamo un piccolo vantaggio, nel senso che si è creato un piccolo ventaglio. Ecco, cerchiamo di non far cazzate. Volevo diciamo riposarmi in questa tappa, però a sto punto preferisco non evitare qualsiasi tipo di rischio, perché non ho proprio voglia di rischiare. Ok, abbiamo 16 secondi dal gruppo di test, dal primo, uno solo ce n'è nelle 1, nel gruppo 1. Comunque tutti gli altri sono abbastanza vicini in realtà. Però chissà, magari potrei provare uno scattino, vediamo. Siamo nelle 1, ok, siamo nel gruppo di testa. Vediamo, perché non ho avversari secondo me impossibili. Provo a scattare, alla fine devo mettere motore nelle gambe, io ci provo. Il come prova a spingere, come vuole testare le sue condizioni per la prossima tappa è sempre di pianura, magari la prossima mi riposo un po' di più. Vediamo un attimo. Buono, siamo siamo tutti là, non ce la faccio. Però dai, vabbè, almeno ho voluto testare un po' la condizione, dai. Ci sta. Alla fine comunque guadagniamo qualcosa, guadagniamo, io guadagno su altri, adesso non so chi sono i miei rivali principali, però buono essere finiti nelle 1. Il Cume c'è, ragazzi, il Cume c'è. Finisce qua, va a vincere Krag Andersen, danese. Un curioso danese. Vediamo dove finiamo. Buono, dai, undicesimo, dodicesimo, perfetto. Godo. Ragazzi, siamo settimi nella classifica giovani e siamo 14esimi in quella assoluta. E abbiamo, se non sbaglio, abbiamo Torta, il piccolo Torta che mi protegge. Torta mi protegge. Quindi vuol dire che sono un figo, insomma. Da quel che ho capito il Kuma è veramente un figo. Molto bene, molto bene. Mancano 66 km, tappa rapidissima anche questa. E poi Fioi si parte con le tappe più cazzute. Speriamo di fare veramente un bel tour qua di sta cazzo di Polonia. Non mi ricordo il nome. Siamo a 12 km. Siamo belli tranquilli. Loro spingono. Io me ne sto qua tranquillo. Arrivo in volata tra 9,5 km. E godo. Gregabole. Posso stare dietro a Gregabole? È il mio, l'ho sempre comprato, è un mio idolo Gregabole. Così mi avvicino anche un po', che comunque voglio sempre tentare io, sono fatto così, anche se non sono un velocista, non si sa mai. Però non ce la fa il Kuma, non ce la fa a stare dietro ai cosi. Non ce la faccio. Va bene, niente da fare, dai. Non andiamo a sprecare altre energie. Siamo qua, lasciamo vincere sti stronzi. Mi devo dedicare alle altre tappe, quelle importanti. Vediamo chi va a vincere, voglio la vittoria di Grega. Dai Grega, regalami il sogno. Guarda Grega, come le hanno tirata a Grega, fioi. Grande Grega. Sempre comprato, se lo sapete, sulla mia stagione. Sì, lo sapete, in realtà non lo sapete perché non ho fatto tantissimi video, però Grega Bole è un mio idolo. Bravo Grega. Noi siamo stati tranquilli, siamo riposati, siamo pronti per le tappe di collina. Siamo tornati come nuovi. Caduta comunque all'inizio, in scivolata con altri tre corridori, fatalità non stavo registrando, quindi insomma non ci siamo persi niente di incredibile in realtà, però un attimo di spavento per il Cume. Una mini caduta comunque. Il Cume è qua, mi hanno parlato le borracce, stifi della mignotta, perché sono stronzi. Quindi sono un po' in crisi. L'importante è, ecco, comunque questa è ancora pianura. Sono sbagliato, le ultime due sono in collina. Quindi dalle prossime che dovremmo tirare fuori i coglioni. Ok, siamo un po' in difficoltà. Capisco perché solo a me hanno portato la borraccia, grazie. Grazie. Allora, sto coglione, va, lasciamo perdere, va, lasciamo proprio perdere. Cerchiamo di non andare troppo dietro che non si sa mai.
Buono. Vabbè, ormai manca, sì, dai, ci siamo, possiamo anche stare tranquilli. Non voglio rischiare, non voglio faticare. Vediamo qua chi va a vincere, c'è Bole e Van der Plog. Attenzione, vediamo Grega Bole. Grega contro Eva a vincere. Vince l'australiano. No, sì. Complimenti al Perk. Io invece tranquillo. Ok. E adesso dalla prossima tappa inizia il mio tour. Speriamo bene. Guarda, vediamo qua. Sarà veramente dura, speriamo bene. Comunque abbiamo il nostro Red, il nostro dopatone, ce lo abbiamo tra i favoriti, con 2 stelle su 3. E la bella notizia è che Landroni Giocattoli ha prelevato il veneziano per la prossima stagione, 2 anni con Landroni. E cioè, è una bella possibilità di fare cose insomma buone rispetto a sta cazzo di squadra, di fare anche tour più importanti, però intanto voglio far bene in questo perché voglio arrivare il prossimo anno con più parametri, cioè, devo alzare i parametri il più possibile il prossimo anno, voglio essere veramente non voglio più essere il signor nessuno, ecco. Comunque dai, noi ci ribecchiamo circa qua comincerà i nostri highlights. Mi sento tanto Eurosport, non so se seguite Eurosport con Magrini e l'altro, fa morire da ridere nel tour, nel Giro d'Italia, è fantastico. Vabbè raga, basta cazzeggiare, sono in una forma strepitosa, la squadra ha fatto un lavoro meraviglioso per Reda però, perché Reda è considerato il favorito della mia squadra anche dai telecronisti che hanno veramente tante volte citato il nostro compagno. Adesso però devo giocarmela bene, perché è una grande occasione a più 4, Reda è messo molto male. Quindi la squadra deve capire che deve lottare per me. Speriamo che lo capisca. Ok, attenzione, sono in 12, è un po' pericoloso, nessuno tira, perché nessuno tira? No, forse tira il porco, eccolo qua, tira... Bravo vecchio, bravo, la squadra c'è, sta andando benissimo la squadra oggi. Very good, blau job, Kume, blau job, dai. Torta è caduto il nostro compagno, Torta è andato, out, Torta out. E adesso ragazzi devo giocarmela bene, devo giocarmela veramente da campione. Andiamo un po' veloci qua. Vediamo cosa riesco a combinare. Allora. Devo scattare qua per poi farmi la discesa a bomba. Devo scattare prima. Con un più 4 devo rischiarla, fio. Cioè non c'è storia. Ok, scatto in montagna. Cominciamo. Dai, Kume. Il Kume fa fatica, ragazzi. Il Kume fa fatica in realtà. Non capisco il perché. Dai, Kume. Dammi lo scatto adesso. 3, 2, 1, vai! Adesso devi scattare, Kume. Adesso vai più. Adesso, Kume. Adesso, Kume. Adesso. Poi devi andartene da solo, Kume. Devi andartene da solo, Kume. Devi andartene da solo. Devi andartene da solo, Kume. Ti prego, vattene. Sono pochi secondi di vantaggio qua, niente da fare. Niente da fare. Se ne va sto stronzo. Se ne va questo purtroppo. Tanto prendiamo la borraccia. Prendiamo la borraccia, fioi. Però in discesa devo scattare, fioi, in discesa devo scattare. Me ne voglio andare perché se ne sta andando lo stronzo è il russo, è il polacco chiaramente, gioca in casa il polacco. Gioca in casa il polacco. Ok. Lo abbiamo preso. Abbiamo 41 secondi di vantaggio, può essere un arrivo in volata a 2. Adesso valutiamo il tutto, valutiamo con calma. Grande Kume, comunque ha fatto una mossa, ha spaccato tutto il Kume. Il polacco e l'italiano, fioi. Paterski versus veneziano, lui è più forte nei parametri di parecchio anche. Stanno recuperando anche gli altri.
E il Cume ci riprova, il Cume attacca in faccia al polacco, il Cume attacca in faccia al polacco, che gioca in casa, e i tifosi sono in silenzio, i tifosi sono in silenzio, il Cume se ne va, il Cume se ne va. 18 secondi di vantaggio, 18 secondi di vantaggio, non sono tanti. 13, niente, forse l'ho accelerata troppo presto. Troppo presto. Troppo presto vince il polacco, incredibile. Ma puttana miseria. Secondo per niente, che sfiga. Che lotta però ragazzi, che bello sto gioco, che bella sta modalità signori. Ho fatto il possibile, forse ho accelerato troppo presto, non lo so, anche la tensione per le prime gare, il tutto, l'emozione vostra. Peccato però, peccato. Però sono contento ragazzi, anche con il livello di difficoltà impegnativo me la sto cavando più che bene. Bravo Kuma, secondo posto è il polacco, c'è in casa. Comunque siamo ancora là, ci giochiamo tutto nell'ultima tappa, fioi. 5 secondi. Vediamo se la maglia dei giovani, globale appunti, grande Gregavore. Montagna siamo quarti. E giovani siamo primi ragazzi, a 1,12, grande Kuma. Comunque il Kuma c'è sempre, non c'è niente da fare. Adesso final tap in inglese puro e speriamo bene, voglio portarla a casa. Cioè me lo merito perché comunque tanti dei parametri più forti, Paterski, Marchiege. Non mi piacciono proprio quando sono così. Il Come prova a scattare ancora. Il Come prova a scattare ancora. Adesso abbiamo la discesa dobbiamo approfittare in discesa. Abbiamo comunque 67 in discesa che non è malissimo. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare, chiaramente il gruppo tenterà in tutti i modi di prendermi e le probabilità di farcela sono anche tante. Però non mi interessa. Io devo rischiarla, fioi. Il gruppo è molto vicino però. Niente. Niente, è andata male purtroppo, ci ho provato, io sono comunque son convinto dell'idea che era l'unica cosa da fare, perché sarebbe stato un arrivo in volata come sarà probabilmente, quindi non mi dà nessuna garanzia perché in volata non vincerò mai. Vabbè, io ci ho provato ragazzi. In volata non avrò mai chance, quindi ho dovuto tentarla prima. Vabbè. Sul Come chiaramente è in affanno, non riesce neanche a recuperare, vabbè. Purtroppo dovevo vincere la tappa 4, dovevo vincere. Cagare. Come ti prego non arrancare, però tieni duro. Tieni duro come. Andiamo avanti veloci. Vedi, sarebbe stato un arrivo comunque in volo, non c'è niente da fare. Sarebbe stato un arrivo in volata, non ho perso niente ragazzi, era impossibile. Era impossibile vincerla purtroppo. Speriamo di rimanere 6 secondi, però questa è un po' la mia paura. Vediamo chi va a vincere. Scattiamo. Peccato però, dovevamo vincere quella tappa là, allora potevo difendermi, ho tentato di scattare prima, ma niente da fare. Vince ancora il polacco comunque, 2 polacchi, sì, ciao. Non sarei mai riuscito a vincere. Ce l'avrei mai fatta purtroppo, vabbè, anche perché non avevo una gran forma. Speriamo di aver tenuto il secondo posto, questa è la cosa che mi interessa di più in realtà. I polacchi in casa, conoscono le strade. Ma tanto io ho il contratto, ho fatto comunque una bella corsa a tappe, meglio di così non poteva andare, dai. Sono soddisfatto. Quindi tutti a zero, sì sì, dai. Secondo, 15 perfetto, va benissimo ragazzi, secondo posto. Io ho tentato di scattare prima perché sapevo che non ce la potevo fare in volata. Questa è stata la mia tattica, magari sarà sbagliata, però io ho provato così. Veneziano vince miglior giovane, perfetto. Questo è un bel risultato. E squadra terzi.
Buono. Dai, dai, buono, buono. Sono molto, molto contento. Very good, very good. Ok. 2000, sponsor, 2000 euro ho vinto. Bravo Kuma. Bravo Kuma. E siamo vicini anche al livello 11 e altri punticini. Siamo fra una settimana al GP di Gran Premio Matteotti. Ok. E poi per favore mi fai andare, devo allenarmi, stronzo. Voglio allenarmi, mignottone. Mignottone. In verità è vero che tutto è perfetto, però... Dai, 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 dai. Dai, dai, devo chiudere il video. E per piacere, amore mio, dai, fammi entrare nella schermata, brutto stronzo. Ok. Boh. Buono raga, perfetto, un secondo posto importante in Polonia, ha vinto il polacco perché chiaramente conosce le strade, non è uno stronzo del cacchio. E niente, un saluto al commendatore veneziano, questa stagione, questo gioco mi sta piacendo tantissimo. Ciao!